Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i titoli. A Messina è corsa contro il tempo, un secondo corpo è stato recuperato, si tratta di Rosa Leone, 4 ancora i dispersi nel bilancio provvisorio del crollo della palazzina dove si continua a scavare tra le macerie. Le giovani leve che agevolavano il clan Cappello Bonaccorsi a Catania continua l'operazione della polizia contro la gestione delle piazze di spaccio, salite a 26 le misure cautelari. Costretti a turni di 70 ore settimanali e pagati €1 a cassetta, a Enna, lotta al capolarato nelle campagne e 4 arresti. A Ragusa la protesta dei medici di famiglia, denunciano carichi di lavoro pesanti, burocrazia e carenza di risorse. Quando il lavoro diventa strumento di riscatto, con le nostre telecamere all'interno del carcere di Noto, dove i detenuti sono quasi tutti impegnati nelle officine, nella falegnameria, nella sartoria e in nuovi progetti per la ripartenza. Calcio, Serie C, il Catania pensa già alla prima di campionato contro l'Inter Under 23, attese nuove operazioni di mercato, oggi pomeriggio l'amichevole con il Ravenna. Palermo, dopo l'ok alla riqualificazione dello stadio, formalizzata anche la candidatura alla FIGC per Euro 2032, sul mercato in arrivo Vavassori. E come avete sentito è stato recuperato stamattina un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata a Messina. Si tratta di Rosa Leone, sorella di Carmelo, il cui corpo era stato recuperato ieri. Sono adesso 4 i dispersi per cui si scava ancora. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Scavando senza sosta tra cumuli di calcinacci, ferro e un fumo che costantemente si sprigiona, i vigili del fuoco alle 4 di stamattina hanno recuperato il corpo senza vita di Rosa Leone, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio nel rione Pistonia di Messina. Ieri, incastrato in un solaio, era stato individuato il corpo del fratello Carmelo. Tra i dispersi ci sono l'altra sorella Sara, il marito di Rosa, Santino Magazzù, e un collaboratore domestico che era con loro. Risulta ancora dispersa anche una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano della palazzina, la 27enne messinese Alessandra Frazzica. Stiamo lavorando con il bisturi, racconta il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina. È una corsa contro il tempo. Le speranze sono sempre vive per un arco di tempo di 36 ore normalmente. 60 uomini, diverse ruspe e cani molecolari sono impegnati. Cerchiamo di abbassare i fumi e consentire alle squadre che stanno operando di poter lavorare in sicurezza. Cautela sulle cause del disastro nella palazzina, che pare fosse interessata da lavori di ristrutturazione su cui indaga la procura. 2 sono le ipotesi: il cedimento strutturale o una grande esplosione. Sono al vaglio entrambe e ovviamente c'è un riservo dovuto alle indagini in corso. Una città ferita si stringe attorno all'angoscia dei parenti che non lasciano la zona nella speranza di avere notizie sui propri cari. Il lavoro, che come vedete è puntuale, lo vedete anche voi, la presenza è costante e speriamo sempre in quello che possono essere miracoli. Nuovi aggiornamenti naturalmente vi daremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Intanto i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Palermo, in via De Borch, per un incendio in un'abitazione. Le fiamme hanno danneggiato l'appartamento al secondo piano di un immobile di 4 piani. È stato necessario sgomberare la palazzina dove risiedono 5 famiglie. Una donna che si trovava nell'appartamento interessato dal rogo è stata trasportata in ospedale per accertamenti a causa dei fumi inalati. Sono in corso indagini per stabilire le cause dell'incendio. E 2 giovani vite sono state spezzate sulle strade siciliane, 2 incidenti mortali a poche ore di distanza, nel Palermitano e nel Catanese. A perdere la vita una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 17, 2 tragedie sulle quali sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Marco Gullà. L'asfalto torna ancora una volta a macchiarsi di sangue. Nelle ultime ore 2 distinti incidenti stradali hanno spezzato 2 giovani vite. Alessandra Martorana, 14 anni, è morta in un incidente sulla strada statale 113 nei pressi del Ponte San Leonardo, nel tratto che collega Termini Imerese a Trabia, nel Palermitano. La ragazza viaggiava come passeggera su una delle 2 moto coinvolte nel violento impatto. Per lei non c'è stato nulla da fare. I gravi traumi riportati si sono rivelati fatali, rendendo vano ogni
tentativo di soccorso. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire ed è al vaglio degli investigatori. Secondo una prima ricostruzione, le due moto si sarebbero scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Gravi anche le condizioni del conducente della moto sulla quale viaggiava la giovane vittima. L'altro incidente mortale è avvenuto sulla strada statale 114 nel territorio di Calatabbiano. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni residente a Mascali. La tragedia arriva a sole 24 ore da un altro incidente mortale avvenuto a Giarre, nel quale aveva perso la vita un altro giovane di Mascali. Secondo una prima ricostruzione, l'auto sulla quale viaggiava il 17enne, una Fiat Grande Punto, avrebbe perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, andando a schiantarsi contro un muretto. Nell'impatto la vettura si è spezzata in due. Feriti anche gli altri due passeggeri che sono stati trasportati negli ospedali di Taormina e Giarre. La Procura di Agrigento ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari su 24 persone e 8 società coinvolte nel sistema illecito per il controllo di appalti pubblici e quello della rete idrica di Agrigento. Tra i principali indagati l'ex assessore regionale Giovanni Roberto Di Mauro e i dirigenti comunali. Secondo la Procura, l'assegnazione di lavori a imprese amiche avveniva in cambio di somme di denaro o altre utilità. Coinvolto tra gli altri anche Giuseppe Capizzi, primo cittadino di Maletto e imprenditore. A Catania la polizia ha eseguito nuove ordinanze di misure cautelari nei confronti di 4 persone accusate a vario titolo di traffico e spaccio di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Angelo Gaiano. Altri 2 arresti e 2 obblighi di dimora salgono dunque a 26 provvedimenti della polizia nei confronti di un gruppo ritenuto vicino al clan Cappello Bonaccorsi per l'inchiesta partita dopo la sparatoria alla discoteca ex Dogana avvenuta nel 2022. I 4 sono accusati di spaccio di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Quella di oggi è il proseguo di un'indagine della squadra mobile della questura di Catania che ha portato all'emissione di misure restrittive per altri 22 indagati. Il gruppo, composto da giovani leve, agirebbe con il metodo mafioso ed avrebbe agevolato il clan Cappello Bonaccorsi operante nella provincia etnea con base operativa al villaggio Sant'Agata. L'inchiesta comprende anche la rissa finita poi in sparatoria avvenuta nell'aprile del 2022 quando alcuni ragazzi ritenuti dagli inquirenti vicini al clan Mazzei avrebbero impedito al noto cantante neomelodico catanese Nico Pandetta e nipote del boss Salvatore Cappello, storico capo dell'omonimo clan rivale, di esibirsi insieme alla trapper Tony F. Conclusa nel 2024, l'inchiesta ha ricostruito anche alcune sparatorie tra esponenti di gruppi contrapposti e secondo gli investigatori l'organizzazione gestiva le piazze di spaccio tra Villaggio Sant'Agata, Librino e San Cristoforo ed avrebbe introdotto droga e telefoni cellulari anche nelle carceri siciliane. A Palermo, nel quartiere Zen 2, in via Fausto Copi, tra Intercapedini, Cunicoli e Tombini e Vani Contatori, è stata trovata dai carabinieri una serie di involucri contenente 150 pezzi tra proiettili di vario calibro, bossoli già esplosi e numerose ogive, pronti per essere riassemblati per il confezionamento manuale delle munizioni. C'era anche una pistola a salve sprovvista del tappo rosso di sicurezza e con la canna modificata. Dalla denuncia di 4 braccianti è nata un'inchiesta che avrebbe fatto emergere un presunto sistema di caporalato nelle campagne tra Regalbuto ed Enna. 4 le misure cautelari. Salvo Calasciura. €1 per ogni cassetta di arance raccolte, fino a 70 ore di lavoro in nero alla settimana. È l'accusa di caporalato al centro dell'operazione dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, che ha portato all'esecuzione di una ordinanza cautelare nei confronti di 4 cittadini romeni, emessa dal GIP di Enna su richiesta della procura ennese. L'inchiesta riguarda lavoratori impiegati nella raccolta di agrumi tra i territori di Regalbuto ed Enna. Secondo gli investigatori, i braccianti vivevano in un immobile fatiscente, privo di acqua e luce e sarebbero stati costretti ad accettare condizioni di lavoro degradanti sotto la minaccia di violenze e intimidazioni. L'indagine è partita dalla denuncia di 4 lavoratori marocchini assistiti dall'associazione Penelope. Secondo la procura di Enna, l'uomo, finito agli arresti domiciliari, avrebbe ricoperto il ruolo di datore di lavoro di fatto, mentre gli altri 3 indagati avrebbero controllato l'attività nei campi, imponendo con modalità
intimidatorie, ritmi e carichi di lavoro sproporzionati. Gli stessi avrebbero inoltre gestito l'alloggio dei braccianti, trattenendo dai compensi anche le somme per l'affitto e contribuendo così a mantenere una condizione di sfruttamento e di dipendenza economica e abitativa. La protesta degli autobottisti rischia di aggravare l'emergenza idrica nell'Agrigentino. Le ditte annunciano lo stop al servizio sostitutivo, accusano AICA di averli trasformati nel punto di riferimento delle proteste dei cittadini e chiedono intervento immediato delle istituzioni. Davide Sardo. L'emergenza idrica in provincia di Agrigento si aggrava. Adesso si fermano anche gli autobottisti. Una protesta che rischia di lasciare senza l'unico servizio alternativo migliaia di famiglie in diversi comuni della provincia. Gli operatori dicono basta e puntano il dito contro AICA. Abbiamo 3 anni di sofferenza sulle spalle. Praticamente a noi ci manca quasi l'80% del lavoro, non siamo più liberi e non possiamo fare la paracadute ai signori AICA. Noi abbiamo deciso di fermarci ora perché anche a fine agosto sicuramente ci fermeranno e siamo tutti disoccupati. Secondo gli autobottisti il nuovo sistema avrebbe rallentato il lavoro e scaricato su di loro le proteste dei cittadini. Raccontano di ricevere ogni giorno decine di telefonate da persone che chiedono acqua senza sapere a chi rivolgersi. Non possiamo sostenere più il sistema di AICA o ci mettere in condizione di poter portare l'acqua alle persone. Non dichiariamo noi di portare l'acqua alla struttura che non è sanato e non è a regola, dobbiamo portare l'acqua alle persone, quindi ad oggi noi ci fermiamo. Gli operatori chiedono un confronto immediato con AICA e con le istituzioni. Senza una soluzione condivisa, avvertono, la crisi idrica potrebbe diventare ancora più pesante per cittadini, attività commerciali e strutture turistiche della provincia. Quando io mi trovo a servire una piscina di 13-14 viaggi e di fronte ci abita una persona disabile, non può prendere l'acqua. Pronto? E io mi devo sentire piccolo così, che questo lavoro l'ho fatto sempre con amore e devo piangere con mia moglie all'indomani. Io preferisco fermarmi e spegnere i motori. Basta. A Catania, in via Plebiscito, previsto per la prossima settimana l'abbattimento del palazzo ad angolo con via Grottamagna, ma residenti e commercianti denunciano. Al civico 698 dicono siamo abbandonati, istituzioni assenti. Tonino De Mana. In attesa dell'abbattimento dell'edificio fatiscente tra le vie Plebiscito e Grottamagna, l'aggiudicazione dei lavori dovrebbe avvenire lunedì. Un altro pericolo, tra l'altro conosciuto da tempo, viene segnalato in via Plebiscito all'altezza del civico 698. Le transenne che vedete delimitano un tratto di marciapiede off limits da quasi 2 anni e al cui interno ormai ci sono soltanto rifiuti di ogni genere. Chi passa lo fa velocemente, altri utilizzano l'opposto disastrato marciapiede. I residenti invocano interventi che in verità chiedono da anni. È una cosa deprimente, non è che si può sopportare una cosa. Ha più di un anno che è così. È chiuso, è l'ultimo che mi avete intervistato e quando ora 1 anno e ancora non si sa niente. E cos'è cambiato? Niente. Vuole rivolgere un appello alle istituzioni? Sì, l'istituzione, per favore, fatelo per Catania, fatelo per le persone che sono anziane. Abbattete queste cose, quelli che non vanno bene le dovete battere. E sono esasperati anche i commercianti che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Il sindaco sembra se ce l'abbiamo, ma sa che esiste questa zona? Sa che esiste via Plebiscito? Allora qua si stanno spendendo milioni di euro per quanto riguarda il museo che si dovrà aprire quando prima, no? Però dico io, diamo un'immagine pulita anche, un'immagine dove la gente può venire con sicurezza. Se lei vede la sera qua è un deserto. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005, richieste di intervento che suonano come un campanello d'allarme per un centro storico che mostra la sua fragilità e quindi la sua pericolosità. Adesso una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. I medici di famiglia incrociano le braccia e scendono in piazza. A Ragusa, davanti alla sede dell'ASP, si denuncia l'aumento degli adempimenti burocratici, i carichi di lavoro sempre più pesanti, la carenza di personale e una mancanza di investimenti nella medicina territoriale. Veronica Barbarino.
Il motivo per cui oggi solo a Ragusa in Italia si fa sciopero è la mancanza di rispetto nei confronti di noi medici di medicina generale che questa azienda continua a perpetrare. Si protesta davanti la sede della direzione generale dell'ASP Iblea. I medici di famiglia incrociano le braccia per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che ogni giorno affrontano durante il lavoro e contro una direzione generale sorda dal 2023, anno delle prime contestazioni. I sindacati FIMG, FIMT e SNAMI denunciano una medicina territoriale schiacciata da burocrazia, carichi di lavoro, carenza di personale e risorse insufficienti. La categoria è in grande sofferenza perché viene assaltata dai pazienti che giustamente richiedono delle prestazioni in tempi rapidi, che per la presa in carico c'è delle patologie di cui soffrono. Abbiamo proposto la nostra collaborazione per risolvere queste problematiche, ma purtroppo è sempre stata per un motivo o per un altro rifiutata. Una situazione ormai insostenibile, soprattutto in una fase storica caratterizzata dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle patologie croniche. Dalla parte dei medici si schiera anche la conferenza dei sindaci, che ha convocato un incontro il 4 agosto con il direttore generale dell'ASP e le organizzazioni sindacali. Intanto, per fronteggiare l'emergenza sangue che si acuisce in estate, la Fidas ha organizzato la Maratona del Dono. Per l'evento, apertura straordinaria delle unità di raccolta a Catania, Messina, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Palermo e Trapani. Determinante la collaborazione dei servizi trasfusionali per il supporto organizzativo e sanitario. E quasi tutti i detenuti della casa di reclusione di Noto, nel siracusano, lavorano. Si apprende un mestiere, pronti ad avere una seconda chance una volta tornati in libertà. Con le nostre telecamere vi portiamo all'interno del penitenziario che da qualche mese fa parte della rete del progetto Sprigiona il tuo cuore, che ha l'obiettivo di tutelare il rapporto tra genitori detenuti e figli. Francesco Aloi. Il saldatore in azione. Questo pezzo di ferro diventerà una brandina che potrà servire qui o in altri penitenziari. Nel carcere di Noto lavora il 92% dei detenuti, un dato che fa di questo istituto un'isola felice. Vengono versati i contributi e hanno una copertura assicurativa che li tutela da qualsiasi possibile incidente sul lavoro. Il nostro viaggio passa in tutte le sale dove si lavora, delle vere e proprie officine. Questa è la falegnameria. Accesi i macchinari, ci si mette all'opera. Dal taglio dei pannelli di legno al prodotto finito, si pensa ad ogni dettaglio. Poi ci spostiamo nella sartoria. Qui quasi tutte le macchine sono ancora ferme ma pronte a partire. L'obiettivo è uno: aiutare chi ha sbagliato a ritrovare la strada giusta. Nell'ambito del nostro progetto, che ricordiamo è finanziato dall'impresa sociale con i bambini, abbiamo agganciato da qualche mese a questa parte la casa di reclusione di Noto, che si aggiunge a quelle di Siracusa ed Augusta Brucoli, oltre ai web di Siracusa e Ragusa. Così anche questa casa di reclusione è entrata nella rete del progetto Sprigiona il tuo cuore, che mira alla tutela del rapporto genitore-figlio. La mission della fondazione consiste proprio in questo, cioè creare rete. E nel frattempo si sta pensando anche alla creazione di una redazione per un giornale che nascerà qui, in carcere. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo e parliamo di calcio. Parliamo di calcio. Catania-Inter Under 23, valida per la prima giornata di Serie C, si disputerà domenica 23 agosto, attese nuove operazioni di mercato. Intanto oggi pomeriggio l'amichevole con il Ravenna. Sergio Colossi. Definita dalla Lega Calcio la programmazione delle gare in calendario dalla prima all'8ª giornata. Domenica 23 agosto alle ore 18 l'esordio in campionato del Catania al Massimino contro l'Inter Under 23. Impegni casalinghi in 3 delle prime 4 giornate. I rossazzurri infatti, dopo la trasferta a Monopoli di sabato 29 agosto alle 21, apriranno il mese di settembre con un doppio turno casalingo, lunedì 7 alle 20:30 contro il Cosenza
e sabato 12 alle 18 con la Scafatese. Il primo incontro infrasettimanale del Catania sarà alla quinta giornata, martedì 15 settembre alle 18:30, quando Mister Longo ritroverà da ex il Picerno in trasferta. Alla sesta, sabato 19 alle 20:30 al Massimino, arriverà la matricola Barletta, mentre alla settima, domenica 27 settembre alle 12:30, Casertana Catania. Sabato 3 ottobre alle 20:30, in occasione dell'8ª giornata, Longo ancora da ex ospiterà al Massimino il Crotone. Sul fronte mercato, dopo la risoluzione consensuale del contratto con Luperini e l'arrivo del centrocampista Amendola, attesa nelle prossime ore la cessione di Di Noi al Foggia. Capitolo acquisti: si allontanano Demme e Coda, obiettivi di Varrà, almeno un rinforzo per reparto. Il Catania rimarrà in ritiro a Norcia sino al 7 agosto. Oggi pomeriggio amichevole con il Ravenna. Palermo, dopo l'ok alla riqualificazione dello stadio Barbera, ieri è stata formalizzata la candidatura alla FIGC per Euro 2032. Sul mercato invece in arrivo c'è Vavassori. Marco Gullà. Il Palermo ha annunciato di aver trasmesso ufficialmente alla FIGC la candidatura del capoluogo per ospitare alcune partite degli europei del 2032. Si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso che potrebbe portare la città di Palermo ad essere inserita tra le 5 città italiane destinate ad accogliere il torneo continentale. Al centro della candidatura c'è il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, approvato ieri dal Consiglio Comunale. L'idea del club è quella di realizzare non soltanto un impianto sportivo moderno, ma una vera infrastruttura urbana sostenibile e aperta alla città, capace di ospitare attività durante tutto l'anno e di diventare un punto di riferimento per la comunità. Il Palermo intanto continua a muoversi sul mercato e ormai definito l'arrivo di Dominic Vavassori, esterno offensivo classe 2005 dell'Atalanta Under 23, che si trasferirà in prestito oneroso senza diritto di riscatto. Si complica la pista che porta invece a Isiaka Kamate dell'Inter Under 23. Il francese, seguito da diversi club esteri, sembra orientato verso altre destinazioni. Resta aperto anche il fronte attaccante. Un nuovo innesto dipenderà dal futuro di Ledu Aron. In caso di partenza, il club cercherebbe una punta alternativa a Poyampalo. Su Moreo il Pisa non apre alla cessione, mentre per Brunori, fuori dal progetto tecnico, l'interesse di Cremonese e Cesena si scontra con l'ingaggio del giocatore. Sul campo, invece, la squadra di Inzaghi ripartirà lunedì 3 agosto alla volta di Perth in Australia per la tournée. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.